mai più a carte, Sergio. Ora come ti sei ridotto? Promettimi, Sergio. Oh! Non ti gani ancora a capire che ste robe ti da lasciarle perderti. Ascolta, con tutti i bar a disposizione, proprio qua ti devi venire. Ah, sa perdere, metti che una bella piega sola. E non te lo dico perché che a volte ti ha fatto una promessa a mia figlia. Ma perché questo è un torneo di scopa serio, non per mezze tacche. Sì, signor, ti sei una mezza tacca, una carta destra quintise. Contro chi ti ha vinto l'ultima volta? Beppi Schissa. E prima? Tony Mazza. Moltoni, tutti moltoni c'era. E d'altronde, uno come te, solo di moltoni poteva vincere. Ascolta, ti sei 25 anni che ti conosco. E sei 25 anni che ti vedi addosso. E adesso voglio sapere perché. No, ti non ti vuoi saperlo. E invece sì, e voglio saperlo adesso. Ah sì, allora te lo dico. Perché ti avevi la stoffa per diventare un campione di scopa. Un numero uno, sì signore. E invece ti ha perso tempo e ti ha buttato a fare l'abusivo da 4 skate. Beh, mica vivo facendo l'abusivo. Ah, e quello sarebbe vivere, io chiameresti vivere. Star tutto il giorno tra la poltrona e il frigo, tra il frigo e la poltrona. E così ti ha visto chi che si diventa il numero uno. Ara! Oh Sergio, perché non ti iscrivi al torneo? Che se fai una bella ridata. A sapere, fa finta di niente, Sergio, fa finta di niente. Ma Sergio non va coraggio di sfidare uno di me. Nagaina è sì. Promettimelo. Sergio, promettimelo, dai. E ora Sergio, ti iscrivi? Francesco, Pronti? dammi il foglio di iscrizione. Bravo, così si fa, Sergio. Ascolta, ma come ti farà a convincere mia figlia? E Giancarla, no, me la sono del tacco. C'è qui fuori quel paziente a cui abbiamo amputato la gamba sinistra la scorsa settimana. Dice che deve parlarle. Sarà per via dei dolori. Dorothy, idea degli antidolorifici. Ma no, dottor Ramos, non è per quello. È che rivuole indietro la scarpa di coccodrillo che era attaccata alla gamba. Operiamo. Ah, che uomo. Amore, ti ho mai detto quanto bene che te voglio. Cosa? Ah, una briciola. Non voglio mai che cascasse che ti sporco per terra. Sì, Sergio, se non ti te preoccupi di che a briciola, ti mi ha già fatto una discarica qua intorno. No, sta sentata. Ti di nottigata e starti a stare qua tranquilla a guardarti la televisione e dopo mi tavo i piatti, vado a farti spese. Sergio, ma ti sta male? Ma se di solito non ti tassi neanche a partire il telecomando. Oh, hai visto amore che cosa è arrivato stamattina? E i fiori per me? E chi me la mandai? Ad una donna fantastica con cui ho condiviso 25 anni meravigliosi. Tuo, Sergio. Ti me la mandai ti? Fiori tra i fiori, vecchia. Sì, dai, Sergio. Ho capito, cosa ti va a domandarmi? Ecco, vedi, una volta un pensiero gentile. No, non ti conoscessi, Sergio, ma ti conosco. Dai, spara, dimmi cosa ti va a domandarmi. Forza, ti dago 5 secondi. Ora siamo già a 2 e mezzo. 2 tre quarti? 2 tre quartissimo? 3. Mi sono iscritto a un torneo di carte. Io sapevo, Sergio. Manco mai che a volte ti mi avevi giurato che non ti l'avresti più fatto. Sì, però. Però cosa? Ma ti sei incosciente, Sergio? Ti sa che ti soffri della sindrome del 7 di spade. E il dottor ha detto che se ti giochi un'altra volta a scopa ti potresti perdere altri 3 neuroni. E dopo con un neurone solo cosa ti fa? Vabbè, è il mio orgoglio, vale ben più di 3 neuroni. Mica vado lo stesso. Sì, vaghi, allora vaghi. Ma sappi che ti mega ti uso tantissimo, Sergio. E il giorno in cui ti resterà bloccato come un vegetale sul tavolo di un'osteria, non che sarò.
Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the Oh, tree. ma che ti credi sia si veste i talloni? Just to keep them alive. It's deep, eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his spread in the night. And he's watching us all with the eye. No, Sergio, stammi a sentire così ti va fuori a misura. Non ti stai in equilibrio. Sergio, ti te muovi, massati. Ciappa qua. Ciappa sto spago, io sui caviglie. E alza una cinquantina di centimetri. Sì, ma mi non mai vuoi sopra dei gambi. Non che entra il gioco dei gambe, è una questione di equilibrio. Anche Cianetto Primiera che aveva il tuo stesso problema. E con sta cordicella qua abbiamo risolto tutto. E il concetto è che se ti riesci a muoverti e buttar l'asso senza spaccare spago, allora ti resti in equilibrio e ti diventi pericoloso. Dai, riprova, dai, forza. Ti vedi che ti va già meglio, Sergio. Dai, insisti, insisti. A proposito, Sergio, ascolta. In sto periodo sarebbe ben che mia figlia Giancarla ti alzassi perdere, E donne, e te indeboli sei gambe. No. Devo parlare di... Beh, se sei per qui sei un tocco che... Anche a te, come me. Bravo, dai, ricomincia. Dai più forte, Sergio. Dai più forte, insisti. Oggi ho spago, dai Sergio. Batti forte, dai, insisti. Oggi ho spago, dai, stai in equilibrio, dai che ti va forte, Sergio. Scusa mamma, non è che potresti fare un po' più piano per cortesia? Oh, scusa, la contessa deve studiare oggi, te l'ho disturbato? Non volevo dire questo. Ah, ecco, allora, se non volevi dire questo, Chiara, sta zitta, fammi un piacere, sta zitta. Allora non ci siamo capiti. Ascolta, Chiara, qui mi godo a cercare da capire sempre tutti quanti dentro sta casa, ma non c'è mai nessuno che cerca di capirmi una volta. Ti ho disturbato, Ti ho disturbato, non riesci a concentrarti. Ciao! La mamma ha finito, va bene? Sei contenta? Lo so che stai sclerando per via di papà e che se sei sempre in depre è perché non è facile vivere accanto ad un uomo che è l'opposto di ciò che significa essere umano. Ma tu devi essere sciuis. Oh, devi essere sciuis e capire che per lui questo torneo ha un significato. Ma certo queste cose non le puoi capire, perché alla fine esisti solo tu. Chiara! Non ho capito niente, non ho capito. Ti ha da essere appunto, Sergio, ti ha da essere una mitragliatrice! Dai, forza! Asso, 3, re, asso, 3, re, asso, 3, re, ti ha da essere
essere come quello che se ne stava il dadrio ancora prima di andare in bagno. Dai, forza! Allora sì, tutti ti ricorderà come il granchio di via Garibaldi. Dai, forza! Asso, 3, re! Asso, 3, re! E a fa presto e a dire, mamma devi cambiare, cerca di capire. Sì, mammi, chi se che mi capisse? Maria santa, che schifo. Dottor Ramos. Giancarlo. Per fortuna che sei qua, dottor Ramos. È stato tanto male. So tanto a via. Oggi si è anche rotto la lavatrice. Lo so, Giancarla. La tua anima è una prognosi che non è mai stata riservata per me. Maria santa!